Sì, l'oggetto di questa interrogazione riguarda il recupero della palestra sita nel comprensorio ex IRFOP di Valmaura a Trieste. L'immobile, che era di proprietà della regione, è stato ceduto nel 2017 a titolo gratuito all'azienda sanitaria per insediarvi la sede unificata del 118 di Trieste e un distretto sanitario. Preso atto che l'ubicazione della futura sede del 118 di Trieste è stata recentemente modificata e quindi la previsione è quella di insediarla in Porto Vecchio, viste le ripetute richieste negli ultimi anni della società sportiva Servolana assieme ad altre associazioni regionali per utilizzare lo spazio per le proprie attività associative e anche il sopralluogo da ultimo del sindaco del 26 maggio, a cui però non vi è stato nessun riscontro da parte dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, si interroga la Giunta per sapere se e dentro quanto la SUGI intende intraprendere i lavori di riqualificazione e concedere l'utilizzo della palestra alle associazioni sportive e alle scuole. Grazie. Grazie, prego, Assessore. Il progetto di riconversione dell'ex sede IRFOP a Distretto 3 è in fase di stesura. Allo Stato si stanno definendo i contenuti dell'intervento in relazione alle esigenze sociosanitarie dei contenuti del nuovo atto aziendale anche in coerenza con lo sviluppo, ancora in discussione tra il Ministero della Salute, Agenas e Regioni del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. In tale contesto non va sottovalutato l'impatto per gli attuali vincoli di destinazione del relativo finanziamento regionale. Gli edifici facenti parte del comprensorio sono stati progettati dall'architetto Nordio. A tal proposito appare rilevante anche l'esito finale che si otterrà sugli accertamenti in corso sulla sussistenza del vincolo architettonico sugli edifici stessi, elemento determinante rispetto al relativo riutilizzo. Il cronoprogramma attuativo prevede la stesura del documento delle alternative progettuali, successivamente all'individuazione dei contenuti sanitari prevista per il prossimo ottobre. Tra la fine del corrente anno e l'inizio del prossimo sarà possibile definire le alternative proprio dopo aver verificato l'accertamento della sussistenza del vincolo quale bene culturale della soprintendenza. Completata questa fase si passerà al confronto con gli stakeholder nella successiva fase progettuale definitiva di affinamento dei lavori. Per questi obiettivi sarà eventualmente nostra cura trasmettere le successive scadenze precise, oggi non individuabili e condizionate dal superamento dei passaggi fin qui indicati. Resta evidente che l'utilizzo alle società sportive delle scuole sarà condizionato con la destinazione, nel quale mi sento già di dire troverà la massima disponibilità da parte dell'azienda sanitaria. Io ringrazio Grazie, l'assessore per la prego. risposta, non abbiamo ancora appunto date precise, l'assessore mi dice che siamo in fase progettuale. Ricordo che l'azienda sanitaria triestina aveva già stanziato 7 milioni nel piano triennale che vedeva appunto gli anni 2018, 2019, 2020. Io auspico che questi vincoli architettonici consentano un utilizzo promiscuo e quindi sia di una struttura sanitaria ma anche dell'utilizzo della palestra che ormai credo da troppi anni è lì ferma anche nei pomeriggi per la società sportiva storica come la Servolana e le altre società sportive, perché credo che anche quello rientri nella salute e il benessere che dobbiamo promuovere per i nostri cittadini e per i nostri ragazzi. Grazie.